Quest'anno la Trevisin Rosa, giunta alla 11ª edizione, contribuirà ancora al vostro ente con quale tipo di progetto? Di che cosa avete bisogno in particolare? Ecco, noi avremo bisogno di un nuovo mezzo, sarebbe il terzo che Cori Treviso, Treviso Rosa, Cori Treviso donano alla nostra associazione per compiere quello che per noi è un servizio importantissimo, è il trasporto gratuito del malato oncologico alle terapie. L'anno scorso, nel 2024, abbiamo trasportato oltre 600 pazienti e percorso 477.000 km in 20 nosocomi del Veneto, Friuli e Trentino. È un servizio molto richiesto, molto importante perché per quando ti trovi ad affrontare la malattia c'è anche poi il problema di andare alle terapie, di percorrere, magari in famiglia hai delle difficoltà e quindi il nostro servizio è reso gratuito e viene elargito a tutte le persone che ne fanno richiesta, laddove è possibile accompagnarle alle terapie oncologiche. Non tutti sanno che appunto anche per motivi proprio di salute non tutti i pazienti oncologici possono recarsi materialmente nel luogo della visita. Infatti diventa un po' un passaparola, dall'oncologia, dalla radioterapia, dall'ospedale stesso vengono indicati questi nostri servizi che sono proprio ad aiuto del malato oncologico. Una manifestazione questa Trevisin Rosa di donne per le donne, tutto ciò è molto bello e molto molto importante, un grande messaggio che viene lanciato da una città come Treviso. È un grandissimo messaggio perché pur essendo una attività, un evento, una manifestazione di tipo ludico-sportivo, comunque dà dei messaggi, lancia dei messaggi importanti. Prevenire e vivere la nostra mission, corretti stili di vita e attività fisica costituiscono i pilastri della prevenzione. Come nasce la Forza in Passerella e che cosa si propone? La Forza Passerella nasce dalla voglia di ritornare ad essere donna. Purtroppo quando incontri questa malattia la femminilità viene un po' distrutta, mutilata possiamo dire, ma noi vogliamo testimoniare che si può ritornare a essere donne più belle di prima, più forti di prima e dare proprio un inno alla vita. Noi solchiamo quella passerella esprimendo tutta la nostra forza, facendo capire che c'è veramente molta vita dopo anche la malattia. Anche perché ci si può coccolare, voler bene anche in quei momenti, anzi soprattutto in quei momenti. Allora, in quei momenti il coccolarsi, volersi bene forse lo mettiamo un po' da parte perché la malattia prende il sopravvento, ma poi si può veramente ritornare a essere donne, a ritrovarsi. E forse il fatto di stare assieme ti aiuta a non sentirti sola, a darti la forza, la spinta per ritrovare veramente la tua bellezza e testimoniarla. Come si può da donna a donna testimoniare quella che è un'esperienza che nessuno vorrebbe vivere e che però può far diventare più forti, più consapevoli di se stesse? Allora, ci sono tantissime maniere di testimoniare, l'importanza è non nascondersi. Purtroppo, come sempre diciamo, il tumore non è una scelta, è una malattia, arriva, si può combattere e riportare di nuovo alla vita. Fare una testimonianza che comunque anche le cose che succedono, affrontate sicuramente con la giusta tenacia, possono creare veramente speranze nuove e vita nuova. In che modo aiuterete la Trevisin Rosa? Nel senso, sarà un evento per così dire collaterale, ma dalla grande forza, come è il vostro nome, la Forza in Passerella. Noi testimoniamo sempre la prevenzione, difatti la nostra parola è il previeni, la portiamo anche nella Trevisin Rosa, la parola previeni, prevenire. Cercare di trovarlo prima se è possibile, ma comunque prevenire anche dopo, perché stare bene, trovarsi, sfilare, ritrovare la propria vitalità, anche questa è una cura, anche dopo la malattia. Per noi la prevenzione è prima, ma soprattutto anche dopo, nel caso si incontri la malattia. Ultimo, ma non da meno anzi, che donne saranno quelle che sfileranno in passerella? Che tipo di storie, che tipo di messaggio porteranno? Allora, sono donne con una forbice d'età che parte dai 30 anni fino ai 79 anni, con una diagnosi oncologica, con la voglia di ritornare alla propria vita,
con la voglia di portare proprio testimonianza, perché andare in passerella vuol dire testimoniare di aver avuto la malattia che una volta veniva molto nascosto. Noi proprio lo portiamo, facciamo vedere, cavalchiamo proprio quella passerella spiegando che abbiamo proprio la vita dentro di noi che sta uscendo, proprio testimoniando la forza della vita.